per prima il Veneto, il segretario di questo movimento, Pierangelo Del Zotto. Buonasera, grazie direttore. Del Zotto, abbiamo messo il carro davanti ai buoi, che sta succedendo? Allora, riavvolgiamo il nastro, parto da Calderoli. Allora io nel 2009-2010 ero io nella cabina di regia del federalismo fiscale demaniale come unico assessore veneto al bilancio a Roma. È finita, come sappiamo. E tra l'altro il capo di Calderoli, che poi avevo visto dopo, disse 6 anni fa: in 15 minuti vi do l'autonomia. Allora ho fatto due conti, fra 2 ore, fra un'ora e mezza, sono 2000 giorni. Cioè il capo di Calderoli, Salvini intende? Sì, certo. Chiedo scusa. No, vabbè. No, io domani do per scontato cose che altri, giustamente, direttore, chiedo scusa. Allora, fra un'ora e mezza sono passate 192.000 volte 15 minuti. Quindi, dal mio punto di vista, di molti veneti, Salvini si è preso già 192.000 vaffa, come diceva il buon Grillo. E non si promette quando non si può. Sul discorso di Venezia, io abito a Lido e vedo lo stadio di Sant'Elena da casa mia, quindi potrei essere parte in causa, perché per me è molto più comodo andare a vedere la partita a Sant'Elena, 4 minuti di vaporetto, che non andare a Tessera. Però anche da veneziano, voglio dire, il senso del PNRR è proprio quello di togliere cemento per mettere verde, cioè riqualificare un'area significa togliere un capannone, togliere del cemento, togliere dell'asfalto e fare del verde. Ora, creare uno stadio, un palazzetto, in un'area che è già verde, un po' come succede a Firenze, tra l'altro, no? A Firenze vogliono rimodernare lo stadio, ma se lo stadio ha quella superficie metrica quadrata di cemento e di tribune, se anche lo fai nuovo non hai sottratto cemento e hai fatto verde. Quindi Venezia secondo me è stata un po' azzardata la prima ipotesi, quella di approfittare del PNRR e poi abbiamo visto e vedremo come l'avevamo detto, l'avevamo pensato, che non ci sarebbero riuscite ad arrivare in tempo, perché così purtroppo abbiamo una tradizione noi. Adesso sento che ce l'ha anche la Germania, più la Germania di una volta, ma io non mi stupisco che alla vigilia della chiusura della partita non si siano creati progetti, perché sostanzialmente non c'è gente preparata a farlo. Non è che assumendo 1000 burocrati a tempo determinato risolvi un problema. Dovevano risolverlo i dirigenti degli apparati che già esistono, se sanno fare i dirigenti. Ecco, quindi di male in peggio, certo che sì, poi ci saranno anche altri argomenti da affrontare. Non è un bel momento, però ce lo meritiamo tutto. Molto chiaro. Zotto? Sì, stavo osservando, ahimè, che l'espressione più comune, soprattutto a Vicenza, ma anche a Bassano e Treviso, è speriamo, speremo. È incredibile, cioè dopo 2000 giorni speriamo, che cada dal cielo probabilmente, no? Ecco, a proposito di quello che fanno in Francia, di quello che fanno i veneti. Poi ricordo che la legge sull'autonomia è la legge Tesserin, che è stata fatta, è stata posta come alternativa a quell'altra molto più forte che non hanno voluto. Poi dico, noi diciamo speriamo, nel frattempo posso dire la sindaco, che mi piace di più, la sindaco, scelta. Ecco, perché la sindaca è proprio una roba Dio, lì è libero. che non riesco a digerire. Allora, io vorrei, se la prossima volta il direttore si collegasse anche con Telecampania, vorrei De Luca io che parlasse in queste situazioni, no? Perché lui fa il pulcinella, intanto che simpatico, noi si lavora, come giustamente è stato detto, noi si lavora perché giustamente se non bastano i soldi facciamo un onore straordinario perché siamo bravi, siamo buoni, siamo ricchi di nostro soprattutto, no? E quindi possiamo sempre dare agli altri. Se non ce la facciamo ci impegniamo, se la nostra azienda fallisce ci suicidiamo. Giù, se non ce la fanno, piangono e arrivano i soldi. Io, tra l'altro, quando ero assessore in provincia al bilancio, ho vissuto la tesoreria unica, una tragedia, perché quando poi l'imbuto va a Roma è difficile immaginate il coso di Paperon de Paperoni, no? Il deposito di denaro. Arrivano da tutti i cantoni e quando è là, è là. Ecco, io dico soltanto una cosa. Una volta ci siamo trovati tutti gli assessori italiani giù a Roma alle 9:30, io che sono veneto cretino sono arrivato alle 9:15, c'era nessuno, no? Ecco, alle 10, 10:30 sono arrivati i primi, alle 11 sono arrivati quegli altri, però all'1:15, quando finiva la riunione,
è finita giustamente all'1,15. Allora, c'è stato detto l'Italia è uno Stato, non è una nazione, nessuno si farà mai partecipe, cioè, la Francia, maledettamente centralista, è una nazione con una storia da nazione. L'Italia viene dai comuni. Cioè, Cittadella e Castelfranco si facevano la guerra fino a 200-300 anni fa, voglio dire. Questa è la nostra realtà. L'Italia non è una nazione, è uno Stato e come tale non ha gli anticorpi che ha una nazione, come può essere la Francia o la Germania stessa o la Russia, ma tocco un tasto difficile stasera. Del Zotto, poi andiamo ad avventurare. Mi trovo per caso di qua stavolta. Allora, voglio fare un parallelo storico. Quando, prima che Garibaldi scendesse con i 1000, no? Che erano 1000 quasi tutti di Bergamo perché avevano aperto le gabbie, no? Volete restare in gabbia o volete... Ecco, 2 anni prima gli inglesi, anglosassoni, erano andati in Sicilia a comprarsi i generali borbonici. Domanda: quanti generali borbonici sono morti con Garibaldi? Risposta: 0. Quanti soldati semplici sono morti con Garibaldi? A migliaia. Allora, posso fare un parallelo con quello che sta succedendo in Ucraina? Chi sono le vere vittime, Zelensky o gli ucraini? Gli ucraini. Rispondete a questa domanda, perché Gli ucraini. a chi risponde Zelensky? Parliamoci chiaro, A Biden. possiamo dire una cosa scomoda, a chi risponde A Zelensky? A Biden risponde. Però, Mentre quell'altro, non fatemelo dire a chi risponde, risponde ai suoi quell'altro. Perché i 19.000 morti che gli ucraini... Sto dicendo una cosa, che le vere vittime sono gli ucraini. E comunque se noi mandiamo un fucile in Ucraina, diventiamo automaticamente nemici della Russia e quindi siamo automaticamente in guerra. Una domanda, l'immigrazione, ho capito, sta indebolendo l'Europa, giusto? Noi, la Francia. Chi ha interesse a indebolire l'Europa? Rispondetemi. Ma no, ma questi dietro... Come no? Come no? Come no? Dai.